Domenica di paura a Lignano. Nelle scorse ore è stata dimessa la bambina di 2 anni, colpita da un principio di annegamento mentre si trovava in piscina con i genitori. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 in un residence di Corso delle Nazioni a Lignano Riviera. La piccola era in acqua insieme ai genitori quando ha iniziato a mostrare segni di difficoltà respiratoria. Attimi di panico, poi la corsa dei soccorsi. Sul posto sono arrivati infatti con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Successivamente la bambina è stata stabilizzata ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, specializzato in emergenze pediatriche. Fortunatamente ha superato la fase critica già nella tarda serata di ieri e nelle ultime ore è stata dimessa senza conseguenze permanenti. Solo pochi chilometri più in là, sempre a Lignano ma sul versante di Sabbiadoro, nel pomeriggio si è verificata un'altra tragedia. Intorno alle 17, all'altezza dell'ufficio 11, un turista veneto, tuffandosi da un pedalò, ha urtato la testa contro il fondale. L'impatto è stato così violento da causargli seri traumi alla colonna vertebrale. A salvarlo il rapido intervento dei bagnini che lo hanno portato a riva e affidato ai sanitari. Anche qui è stato necessario attivare ambulanza, automedica ed elisoccorso. L'uomo, una volta stabilizzato, è stato successivamente trasferito all'ospedale di Udine. Le sue condizioni rimangono critiche, non sarebbe in pericolo di vita. La paralisi però è un rischio concreto.